una decisa presa di posizione contro l'estremo vitalismo dell'impressionismo e gli eccessi delle avanguardie di inizio Novecento. Pierre-Auguste Renoir, dopo una ricerca personale e dopo esperienze come il Grand Tour in Italia nel 1882, prese le distanze dalla forza espressiva e dai colori sgargianti dell'impressionismo e diede vita a una pittura pacata ed equilibrata. La mostra Renoir l'alba di un nuovo classicismo, aperta a Palazzo Roverella a Rovigo fino al 25 giugno, ben esemplifica il percorso artistico del grande maestro francese. Dopo diversi dipinti impressionisti, che già però mostravano sobrietà e distacco, ecco esposto, nella terza sala, il quadro che fa partire questo cambiamento di stile e contenuti, La bagnante bionda. Questa è l'opera iconica della mostra, La bagnante bionda. Qui la modella 22enne Aline Chargot, futura moglie di Renoir, è ritratta come una Venere, dalla carnagione levigata, bellissima davanti a un mare azzurro che è quello del Golfo di Napoli. Poi sono visibili i paesaggi, nature e campagne tranquille e dolci, con omaggio a scorci rurali del nostro paese. Quindi a seguire ritratti e nature morte, con tratti morbidi e coloriti. Quando raggiunse l'Italia meridionale, Renoir fu travolto dalla forza e dalla luce del Mediterraneo. Ammirò l'arte nei borghi storici del nostro sud, soprattutto l'arte rinascimentale, ma anche gli affreschi di Pompei e i capolavori classici del Museo Archeologico di Napoli. Fu proprio allora che iniziò il suo classicismo. In mostra anche dipinti di maestri italiani, dal Rinascimento al Settecento, come Tiziano e Tiepolo, che hanno ispirato Renoir quando ha aderito al neoclassicismo. Così come sono visibili quadri di grandi artisti italiani del Novecento, che per alcune loro opere si sono rifatti a questo ritorno all'ordine di Renoir. Tra loro De Pisis, De Chirico e le sculture di Marino Marini e Antonietta Raphael, che hanno imitato la Venere vincitrice dell'artista transalpino.